Sì. Frederick, parliamo di Mbeumo, perché l'abbiamo notato soprattutto quest'anno con il Brentford e abbiamo notato come abbia delle caratteristiche davvero, davvero importanti. Alla destra, classe 1999, bravo anche come seconda punta. Quest'anno appunto si è trasferito dal Troyes al Brentford nel 2019 se non vado errato, quest'anno all'attivo 3 gol e un assist. Ci racconti il calciatore, anche la persona dietro il calciatore? Allora, dietro il calciatore è una persona molto sana, che non fa rumore, che non esce, che fa una vita veramente di calciatore come direbbe quasi come un Monaco. non lo so. Un monaco, sì. Sì, non è un giocatore che esce, che appena finito di giocare va a casa, c'è qualcuno che ci prepara da mangiare le cose giuste per un calciatore e è veramente impiegato nel suo mestiere. E dal punto di vista tecnico invece, in campo abbiamo visto che gioca soprattutto a destra e mi sembra quello il suo ruolo. Quali sono le caratteristiche secondo te che ne fanno, come dire, che lo esaltano e gli aspetti dove magari, perché no, pensi che possa migliorare? Si può migliorare alla finizione, perché c'ha qualche volta è possibilità di fare il gol e non lo fa. Ok. E si deve migliorare a questo punto, però non è che al Bradford c'ha tanti balloni che possiamo dire che mette tutto fuori, non c'ha un sacco di possibilità. Giusto. Si può migliorare, la squadra sia migliore del centrocampo, che lo fa giocare più giocare ancora, perché fisicamente è mostruoso, è incredibile, può giocare 300 minuti di seguito, è un animale. Abbiamo notato che il fisico chiaramente sia prorompente e infatti credo che ad oggi in Premier League per giocare a certi livelli devi avere quella fisicità importante per fare la differenza in Premier League. Per esempio in Italia magari siamo ancora più ancorati a dei parametri più tattici. Pensi che potrebbe far bene anche in un campionato come quello italiano? Perché so che il Napoli, per esempio, è molto interessato a lui. Sì, può giocare il campionato italiano, perché il fisico, anche se non è un calcio molto fisico, è sempre un calcio che sui 30 ultimi metri deve avere velocità, deve avere, come si dice in italiano, sto cercando le parole, deve avere l'intensità, intensità. Lui ce l'ha l'intensità, ce l'ha, e per l'Italia sui 30 ultimi metri è la squadra che ha un giocatore così è importantissimo, capito? Quindi dici che potrebbe comunque far bene in Italia, oltre che per conoscenze tattiche, soprattutto per questo aspetto dell'intensità, del poter far bene negli ultimi 30 metri, giusto? Sì, Ok, giusto, ok. giusto. Noi sappiamo che il Napoli è interessato, ma insomma a quanto risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Il Bradford, non è che il Bradford ha bisogno di soldi, là è il problema. Non lo so, poi abbiamo un accordo con loro che quest'anno deve uscire, se il ragazzo vuole uscire può uscire, però dobbiamo mettere soldo di fronte, sarebbero sicuramente parecchi, posso sicuro che anche qualche squadra inglese che hanno tantissimi soldi. Quelli hanno tanti soldi. Sì, possono anche diventare interessato. Ma Frederick, anche più di 30 milioni? Sicuramente più o meno stiamo là. Ok. Siamo là. Va bene. Diciamo che è più o meno quello l'accordo con il Brentford. Sì, più o meno. Tutto chiaro.
Alessandro, se non c'hai un'altra domanda. Sì. No, in realtà stavo vedendo che proprio adesso il calciatore è impegnato in un amichevole col Panama, proprio in questo momento. No, lui giustamente parlava di intensità. Il calcio italiano ha tanta intensità, ma sicuramente starai seguendo quello che è il cammino del Napoli. Lo vedresti bene in un contesto calcistico come quello azzurro? Tra l'altro c'è Anghissà già nel Napoli, che è compagno di nazionale. E che sta giocando con lui in questo momento in nazionale. Sì, sicuro che farà bene. Sai, quando un giocatore è forte, che lo metti in Spagna, in Italia, la squadra è forte, vanno tutto nel stesso senso, è sicuro che alla fine farà molto bene. Tutto chiaro. Farà molto bene. Frederic, grazie mille per essere stato oggi con noi. E ti dico, continuiamo a sentirci, perché possibile che Lozano alla fine dell'anno lascia il Napoli, quindi proprio sulla destra si libera un posto. Ok, va bene, ok.